Se c'è confusione, c'è qualcosa che non va, dobbiamo chiudere il negozio e andare a casa. È l'unica difesa che abbiamo in questo momento. È già successo? Certo, 2 o 3 volte ormai. L'anno scorso si è ripetuto 4 o 5 volte che abbiamo chiuso il negozio prima del tempo, specialmente di sabato sera perché c'era troppa confusione, diciamo così. Zone rosse al via ai gestori dei locali del centro, come il titolare della sala giochi di piazza Marconi, plaudono all'avvio per la stagione estiva, sperando così in una maggiore presenza delle forze dell'ordine che fungano da deterrente per chi usa le piazze come teatro di episodi di violenza. Tra gli esolani e non, il sentimento è quello di un'accoglienza positiva al provvedimento. Io sono abbastanza tranquillo, vedo che la sicurezza c'è. Le persone si comportano tutte bene, quindi direi che va bene. Dipende un po' dai posti, dalle zone, però sì, la tranquillità c'è, non vedo queste grosse risse, almeno dopo dipende dagli orari che magari noi non frequentiamo forse. Bene, insomma, che ci siano più controlli. Sì, assolutamente sì, questo sì, devono esserci e devono farsi vedere, e così insomma cerchiamo di essere come deterrenti, no? Con i controlli. Bene, se si evitano risse, bene. Non ho parole, signorina, adesso siamo tutti purtroppo esterrefatti, è sempre peggio. Quindi bene che ci siano più forze dell'ordine in giro. Purtroppo sì. Bene, direi bene. Secondo me è una cosa buona, sì. Io non sono di Jesolo, sono appena arrivato, però sono contento di questa cosa, sì. Sono assolutamente favorevole a queste zone, si cerca di contenere, diciamo, questi schiamazzi, chiamiamoli così, queste zone hanno bisogno di sorveglianza e quindi che ben vengano. Sono d'accordo, poi ogni situazione va valutata, però non ci trovo niente di strano, credo che sia per la sicurezza pubblica.